Buonasera, benvenute, benvenuti a questo appuntamento del Festival Etula, che per chi non lo sapesse è il festival letterario diffuso organizzato dall'Associazione Libros. Questa è la 13ª edizione e si caratterizza per la velleità di raggiungere tutti gli angoli della Sardegna durante tutto l'anno. Con grande piacere che abbiamo qua oggi Luciana Murru, abbiamo accolto con molto interesse l'invito della casa editrice a inserire il suo libro nella programmazione del festival, anche se non è un romanzo, non è narrativa, ma è un libro importante, ci sembrava veramente doveroso promuoverlo. Il libro si intitola L'altra metà della cura, l'ha pubblicato Marcos y Marcos, magari Luciana poi ci racconterà anche come è nato il libro. Io ringrazio oltre che Luciana, Dolores Palmas che dialogherà con lei, l'associazione Abbracciamo un Sogno, la libreria Miele Amaro che ha portato i libri di Luciana e voi per essere qua. Grazie. Saluta. Sì, beh, intanto grazie di questa opportunità e spero di onorare la vostra presenza, spero di onorare il vostro ascolto. Allora, in prima cosa grazie per aver prodotto questo percorso storico anche verso una realtà, quella della psico-oncologia, che come dice a un certo punto a volte si fa ancora fatica a pensare che sia un diritto oltre che un dovere da parte delle strutture sanitarie. Mi ha colpito tantissimo il tuo tornare alle origini, che è fondamentale se vogliamo poi aprirci a quelle che possono essere le novità che la vita comunque ci dispone sul cammino, e mi ha affascinato la tua modalità di raccontarci in fondo da dove arrivi, ma non solo da dove arrivi come luogo fisico, ma da dove arrivi come professionista, come appassionata, perché dalle pagine emerge questa tua passione incredibile, diciamo che sei partita con Canalazzica Gavetta, e scoprendo qual era la tua strada, soprattutto scoprendolo stando attenta, stando accanto, cogliendo quelli che erano i bisogni, cosa che spesso si fa fatica se si parte già da dove tu sei arrivata. Com'è nato? Sì, beh, grazie Dolores intanto di questo. Allora, io ho lavorato per 43 anni all'Istituto di Tumori di Milano. Ho lavorato per circa 17 anni come infermiera professionale. Durante questo periodo mi sono laureata in psicologia, ho fatto la scuola di psicoterapia per delle coincidenze stranissime, a un certo punto anche un tesserino da giornalista, ed è una storia interessante questa perché io provengo da un paesino della Marmilla che si chiama Senis, sono penultima di 10 figli, di una famiglia poverissima. A 13 anni sono andata a casa Zaracca a fare la serva e il mio destino era un altro. Per delle cose, come dire, anche coincidenze particolari, appunto a un certo punto riesco a fare le superiori, ma io nel paese non riuscivo a starci e quindi ho sentito che sono scappata proprio dalla Sardegna. Avevo una sorella che faceva l'infermiera a Milano, ho detto anche io farò questa roba qui. Perché vi dico questo? Perché c'è una storia parallela, no? Tra la psico-oncologia e anche quella che è la storia umana e professionale mia. A 13 anni appunto faccio la serva dove tocco con mano che cosa vuol dire l'umiliazione, cosa vuol dire essere umiliati. Io poi questa cosa la rivelerò negli occhi dei pazienti, perché la malattia per certi aspetti è umiliante, avere un corpo non più autosufficiente, no? Dover dipendere dagli altri, un dolore che non viene visto, un dolore che non viene capito. Però accade questo, no? Io a 13 anni faccio la serva, 25 anni dopo ho una laurea in psicologia, una specialità in psicoterapia, un tesserino da giornalista, giro l'Italia in lungo e in largo, anche se continuavo a lavorare, affascinata da tutte quelle realtà che in qualche modo raccontavano l'umano in modo diverso, no? Per cui contatto non soltanto ambiti filosofici, medici, ma anche teologici. La domanda appunto che cos'è la realtà umana? Poi è anche interessante il fatto che io alle superiori avevo 3 in italiano. 50 anni dopo scrivo un libro di quasi 400 pagine.
Questa roba è interessante da un punto di vista di ciò che può accadere, no? Di che cosa la vita ti può presentare, se magari sei nella disponibilità di cogliere. Perché poi, sapete, io una cosa che ho imparato è che non è tanto importante quello che accade, ma che cosa ne facciamo di quello che accade. E allora questa è una storia di resilienza, no? È una storia di attuazione di risorse, che è un po' la stessa cosa appunto che succede nei pazienti alla fine, no? Anche lì appunto con i pazienti, cioè la psicologia applicata all'oncologia ha posto questo tema, ma l'esperienza della malattia è solo un fatto organico oppure ci sono tanti altri aspetti che devono essere toccati, no? Perdonami se rimango ancora su questa domanda, vi racconto 2 quadri. Allora, uno è un quadro di Rembrandt intitolato la lezione di anatomia del dottor Tulp. È un quadro dove c'è un gruppo di medici, il dottor Tulp che è un chirurgo, a Rembrandt, la Gilda di Amsterdam, gli dà il compito di riprodurre un atto medico e riproducono un'autopsia, perché il quadro è questo, no? C'è questo disgraziato che è stato impiccato il giorno prima, gli stanno facendo un'autopsia e poi ci sono gli sguardi dei medici, i medici che guardano quello che fa il dottor Tulp. Allora è lo sguardo su un corpo morto, questo, no? Il capolavoro di Rembrandt. Ma la cosa interessante è che il logo della formazione in medicina, della formazione continua in medicina, è questo. È lo sguardo su un corpo morto. Il logo sono soltanto gli sguardi dei medici e il gesto che sta facendo il dottor Tulp. Da un punto di vista simbolico, che cosa vuol dire quando io appunto ho a che fare con un paziente, no? Simbolicamente è come se ci dicessero: guarda che abbiamo a che fare con i corpi che sono già morti, ma noi non abbiamo a che fare con i corpi morti. C'è un altro quadro interessantissimo ed è un quadro di Magritte che è intitolato Clairvoyance, chiaroveggenza. È un quadro che Magritte è un autoritratto, lui ritrae se stesso mentre dipinge. E che cosa dipinge? Dipinge se stesso mentre sta dipingendo, che guarda un uovo, no? E lui però guarda l'uovo, ma dipinge un uccello con le ali spiegate, un uccello pronto a volare. Allora la domanda è questa: quando noi vediamo un essere umano, che cosa vediamo? Cosa vediamo? Quando noi incontriamo un paziente, un malato, che cosa vediamo? Vediamo l'uovo o vediamo l'uccello pronto a volare? Perché magari avrebbe potuto perfettamente dipingere: guardo l'uovo, vedo una frittata. Avrebbe potuto fare perfettamente questa cosa, no? Ma lui vede l'evoluzione. Allora questo è un atto terapeutico potentissimo. Siamo tra tanti operatori sanitari, quando abbiamo a che fare con gli altri esseri umani, che cosa vediamo? Allora, una domanda molto forte del libro ha a che fare con questo. Poi io appunto ho finito di lavorare dopo 43 anni, più o meno, che ho lavorato in ospedale, mi sono detta devo fare 2 cose in questi anni che mi rimangono, più o meno la vita media è 80-85 anni, io ne ho quasi 68, ho detto in questi anni che mi rimangono voglio fare 2 cose: uno, scrivere un libro, perché abbiamo fatto tante belle cose. Questo è un libro, secondo me, è un inno alla vita, è un inno alla vita, in persone che fanno i conti con il dolore. Poi l'altra cosa che mi sono detta è: voglio impiegare questi anni a esplorare che cos'è la coscienza. Quindi quello che io sto facendo adesso è un po' questo viaggio che ha a che fare con le neuroscienze, che ha a che fare con la psicoterapia e che ha a che fare con i mistici, perché i mistici hanno esplorato stati di coscienza, no? Quindi è estremamente interessante, no? Noi oggi ritroviamo delle cose nella vita di molti santi e le neuroscienze oggi ce le stanno raccontando in altro modo. Cioè vi dico soltanto Gesù nel Vangelo di Tommaso, quando dice, è un Vangelo gnostico, quando dice chi non digiuna dal mondo
non trova il regno. Guardate, è una roba potentissima questa. Il cervello funziona sempre, sempre. Si ferma soltanto nelle fasi di sonno non REM. Noi dobbiamo fermare l'attività mentale, ok? Gesù ci dice dietro c'è il regno, dietro questa roba qui. Il default mode network, cioè il fatto che ci sono aree cerebrali sempre attive, anche quando noi non stiamo facendo niente, no? In realtà questa roba ha alcune funzioni, ma dobbiamo calmare la mente. Dobbiamo calmare la mente. Il fatto che questa cosa l'abbia detto al maestro spirituale più di 2000 anni fa è sorprendente. Decisamente. E emerge ed è proprio questa tua riflessione sul corpo malato, sulla capacità di resilienza, sulla capacità di aprire finestre nuove da dove guardare poi come rinascere, tra virgolette, hai dedicato parte del testo raccontando, riportando proprio pezzi di scritti che ti sono stati donati. Vedere come un percorso di malattia porti a acquistare un concetto di vita ampia, più grande. Lo dici proprio in un punto, no? Dici che forse attraversare il dolore poi ci porta ad apprezzare di più la vita. Ed è forse quello che i pazienti nel momento in cui si ritrovano nei gruppi a condividere insieme questa esperienza portano con maggior fiducia. Ecco, questa voglia di mollare quello che è stato, il perdere tempo, il fermarsi a considerare cose che nel momento in cui ti ammali risultano fuggevoli e quasi inutili, e c'è questo ripartire per la vita che dà la forza di superare tanti dolori. È bella tutta la tua parte dedicata al dolore. Sì, beh, intanto l'esperienza del dolore è presente nella vita di ognuno di noi ed è presente anche certe volte l'esperienza della malattia più o meno grave, no? Nel 1925, se non ricordo male, Virginia Woolf, tra due capolavori, tra La signora Dalloway e Il Gita al faro, scrive un testo di più di 100 pagine che si intitola Sulla malattia e dice: la letteratura ha prestato poca attenzione al corpo, ha prestato molta più attenzione alla mente, alle emozioni, ma la condizione appunto di malattia è una condizione che deve essere analizzata, che deve essere raccontata, che deve essere esplorata. Il dolore è il tavolo dove noi mangiamo. Se non c'è quell'esperienza mangiamo per terra, questo lo dice Ardamelini. È il tavolo dove mangiamo, no? E quindi allora lì è stato importante anche quando noi facciamo i conti con il dolore, perché la stragrande maggioranza della vita nostra si muove su una traiettoria che è quella per cui tutti, no? Ci muoviamo su una traiettoria dall'insuccesso al successo, dalla invisibilità alla visibilità, dall'assenza di potere al potere. Quando incontriamo il dolore ci muoviamo su un'altra traiettoria. Viktor Frankl chiama questo l'homo patiens. Quando noi incontriamo l'esperienza del dolore tocchiamo altre cose della vita. Allora, per esempio, ci rendiamo conto che le cose che sentiamo importanti non hanno più a che fare con la visibilità, non ha a che fare più con l'ego, non ha a che fare più con le personalità, ha a che fare con qualche cosa di molto più profondo che ha a che fare con il senso, le cose per cui viviamo, no? Allora, in oncologia c'è stato anche un po' questo passaggio. C'è stata inizialmente la possibilità di dare parola alle persone appunto che stavano facendo quell'esperienza lì. Perché guardate, noi come umani viviamo anche questa cosa che basta che tu apri la televisione, guardi i giornali, è pieno di morte. Addirittura ci sono situazioni dove le persone stanno morendo di fame, no? Ma quando noi parliamo della nostra morte, no? Della nostra morte, tutti fanno gli scongiuri, ok? Perché non c'è consapevolezza che stiamo facendo un viaggio.
che si chiama vita. E la domanda è: a che cosa vuoi dedicare quella vita? Che valori vuoi testimoniare? Che cosa vuoi lasciare di te? Allora, cosa succede nelle dinamiche mentali? Noi facciamo fatica ad affrontare il tema della morte, lo buttiamo fuori dalla porta, questo tema ci rientra dalla finestra e ci rientra associato a una malattia. Ed è un processo culturale questo, perché nell'Ottocento questa cosa interessava la TBC, in epoca medievale interessava le malattie, la peste, no? Oggi rimane ancora l'oncologia, il tema appunto associato alla finitudine. Quello che è interessante è che certe volte non esistono parole per raccontare questa esperienza. Nel 1950 due signore a New York, sono due signore della New York bene, loro sono colte, sono donne benestanti, vengono entrambe operate di mastectomia secondo Halsted, che era un tipo di intervento chirurgico radicale che veniva fatto, no? In quegli anni, lo si è fatto per tantissimi anni. Queste due signore scrivono una lettera al New York Times dicendo: per favore ci pubblicate questa lettera perché stiamo cercando delle persone che hanno fatto la nostra stessa esperienza, perché poi noi dobbiamo sapere che gli umani il cervello è un organo sociale, tutti abbiamo necessità di connetterci e tutti abbiamo necessità di rispecchiamento e tutti abbiamo necessità di non sentirci soli nell'esperienza che facciamo, no? Per cui loro appunto dicono: per favore ci pubblicate questa lettera. Il redattore cestina la lettera. Loro sono donne colte, sono donne anche ricche, per cui non è che si fanno fermare da questa roba qui, telefonano in redazione e il redattore gli dice: guardi, noi questa lettera non la possiamo pubblicare perché ci sono due parole che non possono essere dette. Non si può dire la parola seno, cioè il corpo, una parte del corpo delle donne non può essere nominato, si può scrivere la parola cancro, ok? Allora qui c'è tutto il tema estremamente interessante, no? Noi siamo gli unici animali che per raccontare le nostre esperienze utilizziamo simboli che sono le parole. Questa roba non la fa nessun altro. Le parole che noi produciamo servono per raccontare la complessità umana e servono per raccontare tutte le esperienze che facciamo. Per certi aspetti le parole hanno a che fare con la dimensione divina. Guardate, questo non lo dico io. La Bibbia della Riforma è stata pubblicata un'edizione nel 2022. Il Vangelo di Giovanni, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è scritto in greco e sicuramente vi tornerà alla mente la parola il principio del logos. Allora, sentite come la traducono. In principio era la parola e la parola era con Dio e la parola era Dio. In principio lei era con Dio. Tutto fu fatto per mezzo di lei e senza di lei non fu fatta una sola cosa di ciò che è stato fatto. Allora noi siamo gli unici animali che per raccontare il mondo usiamo parole. Le parole possono essere carezze oppure possono essere proiettili, no? Ventulare ha a che fare con quel gesto per cui tu separi, no? Giusto? No? Separi il grano dal... È un tema estremamente interessante questo, cioè in che modo appunto noi possiamo raccontare il mondo e possiamo separare le parole di bene dalle parole che uccidono, perché questo ha a che fare con noi. Quindi l'oncologia e il cancro è la malattia per eccellenza, che tocca ancora la minaccia del limite. Questa cosa certe volte è solo simbolica, non è reale, perché fortunatamente oggi noi, molti pazienti oncologici sono ex pazienti, no? Fino al punto che l'anno scorso è passata anche la legge sull'oblio oncologico, fortunatamente, no? Però ciò non toglie
che rimane questo. Allora, prima cosa ha fatto la psicologia? Ha dato parola. Ha dato parola. Raccontami, che cosa stai vivendo? Che emozioni stai provando rispetto a quella esperienza che stai facendo? Cioè, dimmi la tua, no? Raccontami come stai vivendo. Autorizzare a trovare parole per raccontarsi. E sono le tue. Non sono quelle della tua famiglia, non sono quelle di chi ti sta vicino, ma è la tua, è quello che ti stai vivendo tu. Questa cosa che cosa significa? Significa dare valore alle parole, ma significa anche che tu, che ascolti quelle parole, devi fare silenzio dentro di te, no? Devi fare silenzio. Melania Klein diceva il psicoterapeuti come contenitori caldi. Devi fare spazio per far arrivare quella cosa lì. Altra questione, i malati oncologici non hanno problemi psicologici nel senso tradizionale del termine. La questione è che si fa un'esperienza tremendamente stressante, che è lunga e prolungata nel tempo. L'altra questione è tutto il tema della finitudine. E quindi qua ci dobbiamo lavorare, no? Perché da un punto di vista dell'esperienza stressante, voi dovete sapere questa cosa. Quando noi percepiamo uno stimolo, che percorso fa nella mente quello stimolo? Allora, tutti gli stimoli, eccetto quelli olfattivi, quindi mi viene detta una parola, vedo una scena, vedo qualunque cosa, quell'informazione lì arriva in un'area del cervello che si chiama talamo, è un po' la stazione centrale. Ha come compito quello di condividere quell'informazione con quanto più tessuto cerebrale è possibile. Allora che cosa fa? Parte uno stimolo da quell'area molto veloce e corto che va in un'area che si chiama amigdala, che è il cervello della paura, e poi un altro stimolo che è lungo e più lento che va verso la corteccia. Allora questa roba vuol dire che noi facciamo, quando ci arriva un'informazione, il nostro cervello la prima cosa che fa è: ma questa cosa è pericolosa per me? Questa cosa mi mette in pericolo? Ok? Quello che è interessante è che questi sono meccanismi sottocorticali, cioè prima reagisce l'amigdala, tenete conto che ci sono medici e anche infermieri, l'ipotalamo da cui parte tutto il sistema dello stress è al comando dell'amigdala. Per cui la prima cosa che accade è questo: quella informazione lì è pericolosa per me. Ci sono poi dei percorsi neurali che collegano appunto l'amigdala con la corteccia. Questa è la ragione per cui il lavoro cognitivo a volte è utile, no? Cioè la consapevolezza che tu hai di quelle emozioni che stai provando. Allora questa è tutta la ragione per cui le psicoterapie mente-corpo sono fondamentali, perché è necessario riportare i pazienti all'interno di quella finestra di tolleranza. Riuscite a seguirmi? È chiaro con quello che vi sto dicendo? No? Quindi dobbiamo utilizzare diverse tecniche per fare in modo di rientrare lì, nel fatto che tu quell'esperienza sei in grado di gestirla. E in questa roba qui ha a che fare tantissimo il respiro, no? Poi magari ci ritornerò dopo su questo. Mi ricordate? Sì. Hai sviluppato e mi ha colpito tantissimo, forse invertendo quello che era fino a quei tempi, ma purtroppo ancora oggi certi professionisti si fermano a questa cosa. Dici: bisogna potenziare le risorse interne dei pazienti che diventano così parte attiva della terapia, cioè il paziente visto sotto un'altra luce. Gli operatori andrebbero formati in questo senso. Assolutamente. Paziente risorsa. Assolutamente. È un po' i due quadri, no? Cioè con Rembrandt, che è il logo ufficiale della formazione di tutti gli operatori sanitari, lo sguardo sul corpo morto. No? Cioè, vabbè, potrei guardarvi altri quadri, c'è uno interessantissimo di Picasso che si intitola Scienza e Carità, però rimaniamo su invece quello che ha fatto Magritte, no? Allora tu vedi l'uovo e vedi
l'evoluzione. Cosa fare appunto perché guardate, noi operatori sanitari abbiamo, come dire, direi quasi una grande fortuna, perché la vita ti sta chiedendo di mettere la tua intelligenza e l'intelligenza legata al cuore al servizio della vita. Ti sta chiedendo di fare questo, no? Ma questo però passa anche attraverso il coinvolgimento attivo dei pazienti, perché molte cose i pazienti non le sanno mica, no? Tutto il lavoro che noi abbiamo fatto inizialmente, che erano i gruppi psicoeducazionali, tra l'altro partiti appunto all'Istituto dei Tumori in una condizione anche non così favorevole, pensate io, no, che avevo una laurea in psicologia, una specialità in psicoterapia, scrivevo anche in alcune testate giornalistiche, Marcello Tamburini mi aiuta ad entrare in unità operativa di psicologia, per cui io faccio il salto, no? Ma quando a Marcello gli dico guarda vorremmo organizzare un gruppo di pazienti, tenete conto che negli Stati Uniti c'era già un'esperienza che si chiamava Eken Cope, fatta appunto da Judy Johnson, presa dall'American Cancer Society, dove appunto i pazienti venivano tirati in ballo, no? Cioè venivano coinvolti nel processo di cura. In Nord Europa c'era Gertrude Grant che stava facendo le stesse cose all'Università di Lund, quindi quando appunto io, infermieri, qualche medico, appunto vado da Marcello e dico guarda noi facciamo partire questa roba qua, lui mi dice guarda fatela nel tuo tempo libero, perché io in questa roba qui non ci credo, perché la psico-oncologia, la prima fase della psico-oncologia è una fase dove gli studi che venivano fatti erano soltanto sulla qualità di vita degli effetti dei farmaci, no, era quello l'intervento psicologico. Ma a un certo punto però invece la questione è altra, è in che modo tu puoi mobilitare le risorse dentro i pazienti, no? Perché poi esistono dentro il corpo, ma anche dentro la mente, esistono dei meccanismi di autoguarigione ed esistono dei meccanismi di elaborazione adattiva dell'informazione. Cioè il nostro cervello integra continuamente, no? Per cui allora questo ha significato coinvolgerli attivamente i pazienti, non solo appunto che loro raccontassero le loro esperienze, ma per esempio tutto il lavoro sui meccanismi di neuroplasticità. Il cervello cambia continuamente, ma non perché vengono prodotti altri neuroni, perché questa roba sembra che accada soltanto in un'area chiamata ippocampo. Quello che succede, per cui per esempio non esiste la frase vabbè sono fatto così, non posso cambiare. Quello che succede tra i neuroni è l'aumento dell'arborizzazione dendritica. No, è questo. Quindi quando tu fai i conti con la paura e rumini su alcune cose, quelle situazioni possono essere cambiate. La parola mantra vuol dire pensiero che agisce. E si fonda proprio su una serie di cose delle neuroscienze. Quindi significa questo, no? Cioè i pazienti non sono lì soltanto a ricevere un farmaco, no, non è solo questo, ma è anche appunto insegnare tecniche. Noi ci siamo anche divertiti tantissimo, perché appunto siamo andati con i pazienti, siamo andati in barca, a tuttora è attivo un gruppo di viaggi in città. Siamo venuti qua in Sardegna, io ho portato i pazienti per 6 anni di fila, abbiamo fatto un anno tutto il percorso di Sant'Efisio, andate e ritorno, no? E pensate, c'era una signora che sarebbe morta 10 mesi dopo, lei ha camminato per 10 km, aveva un pulmino dietro che ci seguiva. C'era un'altra paziente che aveva ricevuto il giorno prima l'informazione della ripresa di malattia e le avevo detto camminiamoci su, anche su questa informazione. Lei, docente di fisica a Milano, è ancora viva, noi siamo venuti in Sardegna, saranno 13-14 anni fa. No? Per cui questo è fondamentale tirare dentro i pazienti, fondamentale.
nel senso che sei anche tu artefice della tua guarigione. Guardate, c'è un racconto dei Vangeli che io sono molto d'accordo con il lavoro che sta facendo Recalcati sulla psicanalisi e i testi sacri. C'è un racconto di Gesù arriva con tutto il suo gruppo in questo paese dove c'è una grande piscina e c'è un angelo che è pieno di malati attorno. Intanto arriva un angelo, muove l'acqua, i pazienti appunto fanno il bagno e guariscono. E quando arrivano in questo paese, a Gesù gli viene detto: guarda, qui c'è uno che sta aspettando da più di 30 anni, no? Di poter accedere a questa roba qui. Sapete qual è la domanda che pone Gesù? Gli chiede: ma tu vuoi guarire? Oggi nelle neuroscienze questo costrutto si chiama locus of control interno. Cioè la domanda è: ma rispetto ai fatti della vita, tu come ti stai muovendo? No? Come ti stai muovendo? Stai in qualche modo gestendo anche, o cerchi di gestire quello che è accaduto, oppure ti fai trascinare? Allora in questo io ho sentito che con i pazienti c'era una domanda di vita enorme, perché guardate, nessuno di noi vuole morire, nessuno di noi, e lì c'è una risorsa importantissima che noi dobbiamo cogliere. Decisamente. Riporto una tua riflessione, no? Dice: la malattia rende ancora più evidente il fatto che il tempo cronologico non coincide con quello interiore e soggettivo. Il tempo, hai sviluppato bene questo concetto come realtà che spesso ci dimentichiamo di percorrere nella concretezza. Ecco, nella tua riflessione di prima dico che cosa vuoi fare della vita non significa poi per forza di cose guarire, ma cosa vuoi fare di quella vita quel pezzetto, in quella realtà. Assolutamente. Io a un certo punto nella mia vita professionale ho incontrato William Breitbart, che lavora al Memorial Sloan Kettering di New York, e lui teneva i gruppi di logoterapia e analisi esistenziale con i pazienti in fase avanzata di malattia. No, lo racconto appunto nel libro, no? Perché lo avevamo chiamato, io faccio parte della Società Italiana di Psicoecologia, faccio anche parte della Società di Logoterapia e Analisi Esistenziale. Avevamo invitato appunto Breitbart a un convegno e io sono rimasta profondamente colpita, no? Perché lui non solo il tema era diamo parola ai pazienti, non era soltanto applichiamo tutte le terapie mente-corpo per riequilibrare il sistema neurovegetativo alterato. Lui faceva un salto ulteriore, no? Faceva un salto ulteriore e faceva un salto legato al senso delle nostre vite, no? Quello, al senso delle nostre vite. A ognuno di noi viene dato un segmento di tempo. Guardate, ha ancora un po' a che fare con la domanda che fa Gesù: ma dove metti i tuoi talenti? Al servizio di che cosa? Che cosa ne stai facendo della vita? Tu immetti caos nella vita oppure immetti ordine, immetti armonia? E quindi il lavoro che lui faceva mi ha colpito tantissimo. Io ho scoperto Viktor Frankl, che era appunto il fondatore della logoterapia, e mi ha aperto un mondo di riflessioni più profonde. Cioè ho capito di più quando Alda Merini dice il dolore è il tavolo su cui noi mangiamo. Senza quell'esperienza lì mangiamo per terra, perché quell'esperienza lì ti ferma e ti fa guardare la vita con altri occhi e ti fa capire molto di più che cosa è importante. No? Cioè guardate, ognuno di noi, io per prima, siamo tutte prigioniere delle nostre personalità, siamo tutti prigionieri dell'ego. Ma chi siamo noi oltre, no? Questa roba?
sono una donna, sono una sarda, sono una psicoterapeuta, sono una scrittrice, sono. Al di là di tutta questa roba qui, se tu tocchi solo la bellezza dell'essere, allora lì scopri altre cose. No, quindi noi in gruppo abbiamo iniziato a esplorare queste cose qui e ha significato, per esempio, il gruppo confrontarci su temi come che rapporto c'è tra la malattia e la libertà. No, la malattia ti toglie spazi di libertà oppure te ne offre, perché magari capisci che ci sono molte incrostazioni che ti porti dietro, no? E ti devi liberare di un po' di zavorra per andare veramente in quello che è lo scopo della tua vita. Che rapporto c'è tra la malattia e la salute? Ma tu credi di star bene soltanto quando non sei malato? No, perché cioè noi abbiamo a che fare con un mondo dove, quantomeno in Occidente, nessuno più muore di fame, tutti più o meno abbiamo una casa, ma c'è un consumo di antidepressivi pazzesco, c'è un consumo di droghe pazzesco. Questa roba qui ha a che fare con il vuoto, ha a che fare col vuoto. Allora, che rapporto c'è tra la malattia e la salute? Che rapporto c'è tra la malattia e la progettualità? Che cosa ne vuoi fare del tempo che ti è stato dato? C'è un racconto dove a un certo punto Dio chiede ad Adamo, voi sapete che Adamo non è un nome proprio di persona, non è Luigi Francesco, Adama vuol dire terra. E quindi Dio chiede al terrestre, dove sei? E il terrestre non risponde. Glielo chiede ancora, ma dove sei? E ancora non risponde. Ora, una divinità che non sa se il terrestre è dietro un cespuglio, arrampicata a un albero, no. Ma la domanda è, dove sei nel punto della tua vita? Che cosa ne stai facendo del tempo che ti è stato dato? Per chi e per che cosa vuoi vivere? Franklin a un certo punto riprende una frase di Nietzsche che dice: chi ha un perché nella vita riesce a sopportare qualunque come, no? Allora con i pazienti abbiamo percorso quella strada lì. Per che cosa vuoi vivere? Per chi vuoi vivere? Per che cosa? Allora sappi che se tu vuoi vivere per farti la macchina nuova, se tu vuoi vivere per farti ancora molti più soldi, stai andando a sbattere contro il muro. Stai andando a sbattere contro il muro, perché il senso è sempre qualcosa che è fuori di te. È sempre il fatto che la tua vita è al servizio di qualche cosa, no? Poi Franklin appunto dice un amore, un'idea, Dio, quello che vuoi, ma è sempre qualche cosa che è al di là di te. D'altra parte questa è stato un po' tutto per me l'avvicinamento alla dimensione spirituale, no? Uscite fuori dal contesto delle religioni, perché la dimensione spirituale, come dice la parola stessa, ha a che fare col respiro. E quello che è interessante, il respiro ha a che fare con il nervo vago, ha a che fare con una struttura neurologica importantissima che è il parasimpatico, che è quella dimensione che ci quieta, no? Allora ha a che fare con il respiro. In quali situazioni tu senti che stai respirando profondamente? Perché la domanda è questa. Allora, se noi guardiamo l'esperienza della malattia da questo punto di vista, diventa anche un'occasione, vi potrà sembrare paradossale, ma di grande libertà e di grande evoluzione. Ci sono delle lettere, no? Adesso non ricordo bene la pagina, ma noi altrimenti non riusciamo a capire, no? Quando alcuni pazienti dicono ma sa una cosa, che io quasi quasi dico grazie al fatto che mi sono ammalata perché ho potuto fare queste esperienze, ho potuto guardare me stessa o me stesso in altro modo. Perché guardate che il compito più importante degli umani è, cioè noi abbiamo il compito di raccontare il mondo
e di raccontare la complessità del mondo, ma per capire chi siamo veramente dobbiamo tornare dentro. Dobbiamo tornare dentro di noi. Dobbiamo tornare in quello spazio che è coltivare l'interiorità. Quello è la dimensione della spiritualità, quella, no? Quando tu appunto torni dentro e guardate, sapete che cosa succede quando tu torni dentro? Senti il bisogno del silenzio, senti il bisogno di fare spazio, senti il bisogno di buttare fuori tutte le parole dette dagli altri su di te, senti il bisogno di fare pulizia. E ho capito quello che diceva Gesù: se non digiuni dal mondo non trovi il regno, perché una delle strade è quello, uno, di fare silenzio da tutti gli stimoli che ci arrivano, e poi l'altra, fare silenzio dalla tua stessa mente. Ma questa è la via della contemplazione, questa è la via della meditazione, no? Dove tu torni lì a respirare e per certi aspetti tutto quello che accade nella tua vita vabbè, uso una parola un po' troppo forte, sono maestri che arrivano. L'ultimo libro di Chandra Candiani, non so se voi la conoscete, a un certo punto le chiedono: ma noi nel buddismo, ma ci sono gli angeli? E appunto ti dicono: sì, ne abbiamo 3 di angeli, che sono la vecchiaia, la malattia e la morte. No? Sono 3 angeli questi. Allora può accadere anche questo, no? Cioè un po' come se Tillis, dopo l'esperienza fatta nei campi di concentramento, a un certo punto lei dice: quando mi dimostrai pronta ad accettare quell'esperienza, quella cosa si è trasformata in bellezza. Che se penso all'esperienza dei campi di concentramento mi si rizzano i capelli, no? Però è un po' come se accedere a un altro livello di conoscenza. Non so se appunto questa roba vi dice qualche cosa, no? Cioè un po' come se c'è dentro di noi, perché guardate, noi non a caso il cervello umano riassume l'evoluzione. E il compito degli umani è quello di passare dalle strutture più antiche, dal cervello rettile, dal cervello limbico, andare nelle strutture più elevate, che ritroviamo nella corteccia. Perché noi siamo gli unici animali che siamo in grado di distanziarci dall'istinto, e siamo anche gli unici animali che siamo in grado di andare al di là dei condizionamenti sociali. Questa roba non la fa nessun altro animale. La questione è che per fare queste robe qui ti devi fermare e devi iniziare a stare in silenzio. E devi iniziare anche ad ascoltare quel dolore che ti ha attraversato. Perché anche quel dolore non è la tua vita, no? È qualche cosa, è un'esperienza che tu stai facendo. No, non so se sono chiara, se riuscite a capire quello che sto dicendo. Adesso magari vi sto annoiando, vedete l'ora dell'anno. No, io credo che sia chiaro, anche perché sono discorsi che a volte si riescono a percepire ma si fatica a vivere, anche nella condivisione del pensiero. Cioè è difficile dire è grazie attraversare certe situazioni, no? Soprattutto parlo da operatore, quando tu non vivi quella determinata situazione, cioè lascia spazio a chi la vive per esprimere quanto sta vivendo. Non è semplice poi, no? Magari io dico sempre grazie ai pazienti che ho incontrato, perché mi hanno insegnato a vivere, cioè mi hanno insegnato a cogliere certi aspetti che sicuramente non sarei stata capace di cogliere in altre situazioni. Però a volte mi viene difficile dire questa è la strada, dire forse è bene che. Guardavo Marina che ha detto qualcosa di importante alla nostra festa, no? Dice: dico grazie
per aver attraversato questa malattia, e c'era la sala piena, silenzio tombale, cioè è stata una sberla in faccia a tutti, e lì abbiamo richiamato il fatto che chi vive certe cose le può dire. E io dico che nel libro emerge, no? Come tu ti sia nutrita delle parole che ti sono state donate, delle esperienze che ti sono state donate, con la quale del tempo che hai condiviso con chi viveva queste esperienze, cioè hai fatto tuo quello che gli altri hanno attraversato e gli hai posto la luce per indicare magari una strada, per evitare che si inciampasse, però hai imparato dalle esperienze degli altri. E credo che quanto tu hai detto fino adesso sia chiaro, anche se difficile. Anche se difficile, però vedevo qua, adesso volevo riportarti a questa cosa, no? Perché dici, per molte persone la malattia oncologica è la prima occasione di confronto con la parzialità dell'esistenza, con quello che viene considerato il limite per eccellenza, e qui entriamo nel grande capitolo della morte, cioè confrontarsi con il finale, con la finitudine anche. Assolutamente, questo è un tema delicatissimo, e noi abbiamo dato la possibilità dentro i gruppi proprio di iniziare a parlarne. Però vi racconto una cosa: un giorno mi telefona, finisco l'ambulatorio, mi chiama appunto una signora che mi urla al telefono: ma come si permette lei di parlare di morte a un paziente? E la cosa che era accaduta era questa, no? Che questi parenti chiamano appunto in psicologia, fissano questo appuntamento per questa paziente che appunto, a detta loro, insomma, continuava a piangere, per cui io la incontro e praticamente io ho semplicemente chiesto come stava, e lei appunto mi ha detto che aveva paura di morire, per cui abbiamo passato praticamente tutta l'ora dove lei finalmente poteva dire questa sua paura senza che nessuno la fermasse, no? Per cui alla fine del colloquio, quando è uscita, c'era appunto la parente che l'aspettava fuori, evidentemente l'altra signora le aveva chiesto: ma cosa avete fatto per questi 50 minuti? E la signora le ha detto: abbiamo parlato della morte. Ma quelli che sono venuti i capelli dritti. Per cui appunto ha preso il telefono, mi ha fatto un mazzo tremendo. E io appunto gli ho detto: guardi che io ho semplicemente fatto una domanda, no? Ma questa cosa qui, cioè io la trovo veramente assurda. Cioè, ma noi siamo pieni di morte. Cioè, guardate, anche semplicemente il fatto quello che c'è nei nostri piatti, che noi ci cibiamo della morte di qualcun altro. Non solo questo, ma è pieno, no? Allora, io la cosa che mi dico è: ma se noi fossimo veramente consapevoli del fatto che ci viene concesso un segmento di tempo e che quel tempo finisce, ma tu veramente utilizzeresti la tua intelligenza per andare a far scoppiare le bombe a destra e a manca? Ma tu veramente, se tu non fossi prigioniero della tua onnipotenza, ma veramente andresti ad affamare delle persone? Frankl è contemporaneo a Freud e ad Adler. Vivono tutti e tre a Vienna, no? E una delle domande che si ponevano tutti e tre era: ma che cosa spinge gli esseri umani? Davano risposte diverse. Freud diceva che gli esseri umani sono spinti dalla libido, sono spinti dalla ricerca del piacere. Adler diceva: ma no, gli esseri umani sono spinti dalla volontà di potenza. Frankl diceva: ma guardate, secondo me forse gli esseri umani sono anche spinti dalla volontà di significato. Allora, la questione è che queste tendenze ci sono tutte negli esseri umani, ci sono tutte. Spesso noi siamo guidati dal piacere, spesso siamo guidati dalla volontà dell'io, dell'ego, dalla potenza. E poi però Frankl dice: guardate che in realtà una vita, oggi per esempio tutti gli studi sulla resilienza e anche sulla felicità hanno a che fare con il senso e il significato delle nostre vite, perché tu puoi sentire che la tua vita è piena non quando sei ubriaco di potere,
non quando sei ubriaco della ricerca del piacere, perché quelle robe là ti portano in una condizione dove cerchi ancora e ancora e non ti basta mai, no? La volontà di significato utilizza la potenza, perché Franklin dice certo, cioè per esempio tutta la politica dei diritti, no? E il piacere ti arriva come conseguenza. Quindi se la tua vita tu la senti al servizio di qualche cosa, il piacere ti arriva come risultato, e quello è un piacere che sedimenta dentro, perché altrimenti rimane. Oggi noi è una società anche abbastanza sofferente, la società attuale, no? Proprio perché siamo persi tra queste cose, siamo persi nella ricerca di piacere immediato e nel potere, no? Ma questa roba qui genera sempre ancora di più malessere, sempre di più. Soltanto nel momento in cui tu torni dentro di te, ti interroghi che cosa la vita ti sta chiedendo, ti interroghi al servizio di che cosa stai mettendo i tuoi talenti, no? La tua vita a quel punto si illumina. Almeno io ho capito questo dagli studi appunto di questi psicoterapeuti. Devo dire la verità che anche le neuroscienze stanno andando in questa direzione. Per esempio tutti gli studi sulla felicità hanno a che fare col senso della vita. A quel punto non ti spaventa neanche più la morte, capisci? Perché tu sei spaventato dalla morte soltanto nel momento in cui la tua vita è guidata dalla ricerca del piacere ed è guidata dalla potenza. Perché oggi, guarda per esempio tutta la chirurgia estetica, è un modo per fermare il tempo, no? Queste cose qui ti fanno pensare la morte come una sconfitta. Ma la questione è che lo sguardo sulla morte, sul fatto appunto che siamo mortali, quello che succede è che nel momento in cui tu prendi consapevolezza di questa cosa, diventi sempre Natale. Questo lo diceva Hannah Arendt, no? Quando lei diceva ma in realtà noi dovremmo chiamare gli esseri umani non immortali, ma i natali, quelli che nascono continuamente. Allora a quel punto anche la morte, perché ti guardi indietro, no? E puoi dire ok, sono pronta anche a fare questo passaggio. Però appunto questo è un tema delicatissimo, cioè è un tema insomma, in cui facciamo difficoltà tutti quanti, ma io credo che il caos che c'è nel mondo è anche legato a questo. Allora abbiamo percorso a grandi linee, perché obiettivamente 380 pagine sono, dove non ti stanchi un attimo di descrivere quello che è stato un percorso storico, una conquista anche dal punto di vista psicologico di spazi che non venivano dati, non venivano offerti. Ok, racconti anche tu nella tua esperienza come il tuo direttore a fatica cercava di fermare il tuo entusiasmo, perché probabilmente questa tua sete di conoscenza ti portava a capire che c'era altro oltre a quella attività. No, guarda, su questo Dolores io credo che abbia svolto un ruolo fondamentale l'esperienza come infermiera, e rispetto ai pazienti il medico e l'infermiera sono gli attori principali, non ce n'è, sono gli attori principali, e medici e infermieri sono veicoli di cura, perché la relazione è veicolo di cura, perché tra l'altro, e questo ve lo dico perché ho avuto studio neuroscienze, quando la relazione è positiva e i pazienti si sentono bene dentro quella relazione, nel cervello viene stimolata un'area che si chiama circuito della ricompensa. È un percorso neurale che interessa sia aree antiche del cervello e arriva fino alla corteccia, che è legato alla dopamina. Allora voi dovete sapere che i recettori della dopamina sono gli stessi a cui si lega la droga della cocaina.
Allora è un po' come se una relazione terapeutica è come se nel cervello del paziente viene prodotta la dopamina, perché quella roba là ti fa star bene. Allora gli attori principali appunto in ogni caso sono questi, ok? Cioè la psicologia arriva in un secondo momento, no? Ma molte delle cose si giocano lì, si giocano appunto con i medici e si giocano con gli infermieri, che sono, permettetemi da dire, operatori da proteggere. Io in ospedale mi sono occupata del laboratorio sullo stress e lavoro correlato e insomma le condizioni a volte che vivono i medici e che vivono le infermiere o gli infermieri insomma sono fatti così. Sì. Scusami, mi sto interrotto. No, dicevo che stavamo percorrendo questa cosa e hai riflettuto anche sul discorso della morte, abbiamo riflettuto sul senso della vita, cioè aspetti che tu hai trattato lungamente, accompagnandoci anche con quelle che sono le basi e le conoscenze, non solo parlando della tua esperienza. E c'è l'altra parte, ne parlavamo prima, no? Che è l'aspetto del perdono. Cioè c'è un momento, nel momento in cui tu fai questo percorso, c'è anche un momento in cui dobbiamo riflettere su questo grande capitolo che è il perdono. Beh, certo. Io appunto a un certo punto sono andata insieme a Silvana, abbiamo fatto la scuola del perdono, ma perché nella vita incontriamo tantissimi dolori di qualunque tipo, no? E il dolore ti cattura, il dolore ti chiude e quello che succede è che il dolore ti chiude la vita, quindi è importante dentro di sé appunto perdonare tutte quelle cose che ti impediscono di non essere più aperto al mondo, perché appunto il dolore fa questa roba qui, no? Il dolore ti chiude. Tra l'altro tenete conto che noi siamo programmati neurologicamente per difenderci ma anche per connetterci, perché il cervello è un organo sociale. Abbiamo bisogno di basi sicure e abbiamo bisogno di sicurezze. Tutti ci muoviamo in questa traiettoria, ogni creatura vivente si muove in questa traiettoria. Quando noi facciamo conti con il dolore ci chiudiamo, perché quando le persone sofferenti si chiudono alle relazioni, non sono disposte ad aprirsi, no? E allora questo appunto è un tema delicatissimo. Io appunto ho partecipato al lavoro fatto appunto con Daniel Lumera appunto sul perdono e nel libro racconto, no? Che per me è stato perdonare il cancro per tutto quello che mi ha fatto vedere, per tutti i dolori che io ho toccato. Io quando facevo l'infermiera a un certo punto ero talmente anche stanca che anche soltanto togliere un cerotto da una pelle arrossata mi faceva male vedere quella roba là, no? Però poi la cosa interessante, appunto, poi nel libro racconto, perché prima devi appunto perdonare quella situazione lì, poi devi dire grazie a quella situazione là e ti rendi conto che è come guardare il mondo attraverso un caleidoscopio, dove tutte le esperienze che noi facciamo non hanno soltanto una valenza. No, per esempio una delle cose per cui io ringrazio era la prima volta che torno in Sardegna a tenere una conferenza, c'era mia madre in mezzo al pubblico, no? C'è mia madre, che quella dovete sapere quando io mi laureo e dico a Padova, perché io poi sono andata a sostenere l'esame a Padova, lavorando a Milano, mi laureo, chiamo mamma e gli dico mamma, ho finito, mi sono laureata, mia mamma invece di dirmi brava, no, mi dice vabbè, almeno così la smetti e ti metti a fare figli. Mi dice questa roba. Infatti appunto racconto, ho dovuto fare delle sedute di psicoterapia. La mia psicoterapeuta mi ha aiutato a risistemare questa delusione. Però quello che è interessante è questo, no? Che perdonare appunto non significa dimenticare, non significa
il fatto che quella roba lì magari non continua a farti male, significa soltanto ritornare dentro di te e ritrovare la scintilla della vita, no? Ha a che fare con questo. Ed è appunto un'esperienza molto importante. Io tra l'altro ancora oggi continuo appunto a lavorare con i pazienti, tengo gruppi di meditazione, con i pazienti tengo gruppi sulla neuroplasticità, perché il cervello deve essere allenato a guardare il mondo in un certo modo, ma tengo anche ancora i gruppi di logoterapia e facciamo un lavoro molto forte sul perdono. Devo dire che i pazienti sono sempre spaventatissimi nel momento in cui approcciamo questo tema, fanno sempre abbastanza fatica, no? Perché entriamo nella carne viva, no? Entriamo nella carne a volte appunto che è ancora lì, che gronda sangue, insomma, perché a volte le ferite sono di tanti tipi, non è soltanto una malattia, ma accadono nella vita di ognuno di noi una serie di cose che ci fanno piangere, no? Che ci fanno piangere. La questione però è che, perché ritorniamo alla questione di prima, no? La domanda di Gesù, ma tu vuoi guarire? Che ha a che fare con il fatto che non è importante quello che accade, ma che cosa tu diventi alla luce di quello che è accaduto. Cioè, che cosa ne fai di quell'esperienza, no? Perché stai attraversando quell'esperienza. Allora non permettere a quell'esperienza di chiuderti. Non permettere questa roba qui. Perché altrimenti lì sei un morto che cammina. No? Perché la scommessa che racconto appunto nel libro è anche in che modo noi possiamo arrivarci vivi alla morte. Vivi. Vivi vuol dire col cuore aperto, no? Cioè vuol dire curiosi, vuol dire ancora con l'entusiasmo dentro di sé. I greci avevano capito tutto. Sapete qual è l'etimologia della parola entusiasmo? È una parola greca che significa enteos, il Dio dentro di te. Tutte le volte che noi siamo entusiasti di qualche cosa, del lavoro, di un compito, è come se contattiamo la dimensione divina dentro di noi. La questione è che molte volte il mondo ci tronca le gambe, no? Per quello, come dire, tenere la barra in quella direzione è importante. Ed è importante, cioè io finisco il libro ringraziando mia sorella Maricia, che è morta appunto l'anno scorso, e ringraziando Claudia Tarolo, che Claudia era la coeditrice di Marcos y Marcos, che è stata molto importante per me, perché io appunto uscita dall'ospedale mi sono detta devo fare queste robe, devo scrivere un libro che originariamente erano 500 pagine, ma Claudia mi ha detto ma tu sei matta, cioè non legge nessuno, lo dobbiamo ridurre almeno a 300 e qualcosa, no? Perché altrimenti diventa non leggibile. Però appunto Claudia mi ha detto mandami le bozze e poi mi scrive una mail la sera. Claudia si è ammalata di tumore, si era ammalata perché è deceduta alla fine dell'anno scorso, 4 anni fa, e lei appunto mi dice ma mandamele, e poi mi scrive e dice guarda non ho retto alla curiosità, ho iniziato a leggere, il tono è molto buono e non è semplice scrivere di scienza con un approccio di questo tipo, per cui lei mi ha detto lo pubblichiamo noi, perché ha detto proprio queste parole, perché c'è urgenza di questo libro. E quindi appunto le ultime parole sono grazie appunto a Claudia, no? Che è dedicato a lei, è dedicato poi appunto anche alla memoria di mia sorella. Grazie. Volevo leggere questa frase che mi ha colpito e che riassume un attimino il discorso che ci siamo fatti. Dici, tu scrivi, l'età avanza, siamo invecchiati. Qualunque malattia ci ricorda che la vita è un dono, un regalo datoci imprestito che non a caso viene anche chiamato presente per ricordarci che la vita è qui e ora.
quella vita autonoma, indipendente, bella, avventurosa, che possiamo perdere perché non ne siamo possessori in eterno. La vita ci abita non solo il corpo ma anche la mente e lo spirito, e poi necessariamente ci lascia. Un grande viaggio, un biglietto di sola andata, il viaggio più importante che prima o poi finisce e che può essere accompagnato per alcune persone da tante domande. E io grazie per questa riflessione che mi ha bloccato. Ciascuno di noi ha delle, come posso dire, delle scintille interiori che emergono quando qualcuno riesce a richiamarle. Credo che questo viaggio, questa malattia, questa vita che è qui e ora, questo viaggio che può finire, ecco, ci impegna a ritrovare il Dio dentro di noi, la grandezza del nostro essere umani da donare, da portare in giro agli altri. Sì, sono perfettamente d'accordo su questo che dici, anche se un'altra legge, no, che io sento in modo molto profondo dentro di me è l'ascolto di quello che vive il paziente, no? L'ascolto di quello che vive ogni singola persona senza necessariamente chiudere questa cosa dentro magari delle idee già preconcette. Finisco la cosa raccontandovi un altro evento che mi ha colpito tantissimo, è raccontato in Luca e in Matteo. Arriva Gesù con tutto il suo gruppo, arrivano in questo posto che si chiama Gerasa e c'è un signore che vive in mezzo ai morti. Infatti il titolo è il racconto dell'indemoniato di Gerasa, no? E vive nel cimitero e si batte il petto con una pietra, urla. Ci sono delle comunità che espellono delle persone dalla loro comunità, oppure delle persone che si autoespellono perché non si sentono accolte, no? E vivono in mezzo ai morti, sono già morti e si picchia il petto, no? Gesù va verso questa persona, sapete cosa fa? Gli fa una domanda e gli chiede: qual è il tuo nome? Questa è la domanda della psicoterapia, no? Cioè, raccontami di te, cosa stai vivendo? Cosa sta accadendo nella tua vita? Qual è il tuo nome? E lui appunto dice: io mi chiamo Legione. Io l'ho trovato illuminante questo passaggio. Allora, è vero, no? Queste parole che hai letto, le sento in modo molto forte, ma sento però che quando io approccio un paziente, io dentro di me devo fare silenzio, perché è la verità dell'altro. E allora la verità dell'altro, cioè oggi c'è tutto il dibattito sul fine vita, no? La verità dell'altro magari è anche altro, appunto. Beh, io credo che noi come operatori sanitari possiamo semplicemente essere in una condizione di ascolto e di ascoltare la vita senza preconcetti, senza idee già preordinate su che cos'è il mondo, no? Perché è ognuno che alla fine racconta di sé ed è quella verità che deve essere protetta. Che dici? Finiamo qua? Se c'è qualcuno che vuole anche solo condividere qualcosa, o qualche domanda. No, io devo solo salutare. Certo. Posso? Avete domande? Perché devo andare, ho un paziente oncologico. Sì, sono Felicina. Ciao cara. Ciao Felicina. Complimenti, Lei, bellissima. sì, lei è la coordinatrice del SIPO della Sardegna, una collega appunto della sede della Società Italiana di Psico-Oncologia Sarda. Grazie Bene, per essere carissima, venuta. se posso vengo a Oristano. Ok. Un paziente oncologico. Dai, va devo bene. scappare. Ciao, grazie per essere venuta, Ciao, perché grazie. aveva un altro impegno importantissimo. Non sono coraggiosi. Vi ho ucciso io? Sì. Ecco, arrivo. Sono Donato Noto, sono il presidente della
l'Associazione Uniti per la Vita che opera qui all'interno dell'ospedale oncologico. È molto interessante questo che lei dice, perché comunque noi lo viviamo tutti i giorni come volontari, quindi l'aspetto della parola e la parola è cura, no? Noi curiamo con la parola. Questo è un concetto che ancora viene difficile da far capire a alcuni imperatori, a alcune persone. La cosa che mi ha colpito molto, molto interessante, secondo me, fa riflettere che anche io, un po' tutti, pensano che l'ospedale oncologico sia un posto di morte, no? Invece c'è il paradosso a cui lei ha fatto riferimento varie volte, che io per esempio non ho conosciuto nessun altro posto dove c'è più vita che di dentro. Perché questo è proprio un posto dove la vita proprio emerge, la voglia di vivere, la voglia di quel segmento di cui parlava lei prima, è veramente molto, molto, molto importante. Sì, grazie per questa osservazione. Tra l'altro nel libro racconto anche una storia d'amore nata proprio nei reparti, no? Di questi due pazienti che si incontrano, nasce questa storia d'amore che dura anni. Sono d'accordo con questa roba qui, sì, pullula di tante emozioni, di tanti sentimenti. Questo probabilmente è anche legato al fatto che i luoghi dove noi pensiamo che ci sia il dolore, in realtà c'è anche tanta vita, proprio perché gli umani tornano alla dimensione umana. Almeno io nel lavoro con i pazienti, quando ho trovato questa cosa qui, il lavoro è stato meraviglioso, meraviglioso. Tornare a quell'essenza, no? Tornare a quel bisogno di vicinanza, a quel bisogno appunto di condivisione, magari appunto anche nel dolore, è vero, sono d'accordo su questo. Diciamo che le persone che stanno fuori fanno un po' fatica a capirlo, no? Ci devi essere dentro, no? Cioè per me, per esempio, le noti da infermiera passate in ospedale sono state noti molto faticose, ma sono state anche noti di grandi insegnamenti. Io credo che non avrei fatto tutta questa roba qui, probabilmente anche scrivere il libro, se non avessi fatto quell'esperienza come infermiera. Quell'esperienza e forse anche l'esperienza del lavoro minorile. Probabilmente non sarebbe accaduta questa roba qui, per cui sì, sono d'accordo con te. Posso? Sì, certo. Sì. Volevo solo scusa, sono molto emozionata perché è stato un percorso veramente costruttivo, introspettivo, anche per io sono Eleonora e sono anche un'insegnante, perché come dice lei non è l'etichetta della professione che ci dà la posizione nel mondo. Sono figlia di una paziente che è oncologica. Al di là di questo volevo ringraziare per le riflessioni, perché al di là del luogo in cui si consuma tutto ciò, credo che l'amore sia il valore universale che è venuto fuori anche dalla sua ultima frase rispetto al tempo e allo spazio che si deve dedicare agli altri. Due riflessioni mi sono venute in mente. La prima è che probabilmente anche noi che siamo vicini a questa malattia ma non colpiti direttamente avremo necessità, e forse saremo noi i primi a doverci occupare di essere educati o autoeducarci nel dare spazio ai pazienti per chiedergli come stanno, come va il percorso al di là delle giornate passate in ospedale, ma proprio chiedere come stai e oggi cosa posso fare io per te, ecco. E spesso e volentieri credo che siamo travolti dalla vita quotidiana e dei problemi soggettivi e non vediamo quanto invece anche un piccolo apporto potrebbe aggiungere a questo percorso. E poi insomma la ringrazio anche perché la riflessione dell'amore e dello spazio in parallelo mi ha fatto riflettere proprio sull'educazione. Io sono insegnante della scuola dell'infanzia, quindi
si parla di due opposti. Io sono forse più vicina alla vita perché i bambini sono piccoli, qui invece forse non ho mai fatto visita al reparto di oncologia infantile, credo che siano tanti anche lì i pazienti, però insomma questo pensiero di poter dare amore, spazio e l'importanza delle parole e anche del silenzio talvolta è un concetto importante, quindi la ringrazio per aver condiviso tutto ciò. Grazie a te. Grazie a te. Ti ringrazio anche appunto per essere qui in qualità di parente. No? Quando siamo partiti con i primi gruppi, noi l'indicazione che abbiamo dato ai pazienti è che si potevano portare nel gruppo le persone significative per loro. No? Mi ricordo appunto questa mamma che era venuta con la figlia a fare il gruppo e alla fine del gruppo erano partite per Cuba insieme, no? Perché appunto avevano scoperto questo spazio di incontro, di libertà molto bello, che avevano mandato a quel paese tutta una serie di cose ed erano partite insieme, no? Allora mi hai fatto ricordare appunto questa cosa dei nostri primi gruppi, no? Quello spazio di libertà che incontri e porta anche nelle situazioni difficili. Non siate timidi. Speriamo di leggere il libro. Sì. Letizia, ex purtroppo oncologa pediatrica, sto andando in pensione, sarà domani il mio ultimo giorno. Purtroppo non vado in pensione come oncologa ma come endocrinologa, perché dopo 20 anni di lavoro in oncologia pediatrica ho in qualche maniera ceduto le armi. Ma riconosco nel tuo racconto tutta la curiosità, l'interesse, l'apertura mentale che tu hai mostrato, la riconosco dentro di me ed è quello che mi ha aiutato a fare di quel lavoro un lavoro di senso della mia esistenza. Lavorare con i bambini e con gli adolescenti è un po' forse più complesso perché hai da interfacciarti con l'adulto che è il responsabile di quel paziente che tu hai, quindi alcune cose non le puoi fare così direttamente, ma nella strategia di una forma carbonara di lavoro in cui se hai la fortuna di avere infermiere con cui lavorare, psicoterapeuti dedicati al tuo reparto, insegnante di scuola elementare, assistenti sociali e studenti con cui a volte è più facile dialogare, e anche un ambiente che non sia troppo ostile almeno inizialmente. Questo lavoro un po' carbonaro lo si può fare e i ragazzi mostrano quella resilienza, quella risorsa che tu hai riconosciuto nei tuoi pazienti, nelle persone, sia quando facevi l'infermiera che successivamente. Racconto brevemente, per onorare la loro memoria, il lavoro che hanno fatto due dei nostri pazienti che sono poi morti poco tempo dopo e che hanno fatto insieme, proprio in una forma di solidarietà, amicizia, amore forse anche a qualche livello. Una bimba di 12 anni e un ragazzino di 14-15 che si sono inventati la necessità per l'ospedale, per gli altri bambini, di avere la pet therapy in ospedale. Ne hanno parlato, si sono confrontati, hanno fatto un progetto che hanno voluto consegnare alla direzione sanitaria. In quegli anni era la nostra direttrice sanitaria Lella Nardi che aveva avuto l'illuminazione, aveva ritenuto tutte queste cose importanti.
hanno proposto questo progetto è andato in porto, quindi sono arrivati gli animali da noi, poi il progetto è diventato altra cosa, ma comunque loro hanno iniziato questa attività e il ragazzo ha presentato questa cosa in direzione sanitaria quando la sua compagnetta era già morta, quindi ha potuto comunque lui stesso onorare questo impegno tra di loro, portando avanti con una serietà, un animo, diciamo, e lui non stava bene, quindi non solo in quel momento quanto fosse consapevole della sua finitudine, ma questo è un ragazzo che è andato via con un senso cosmico dell'esistenza che io non credo di aver visto mai in persone più grandi e in persone adulte che mi è capitato di incontrare. Quindi questo un po' per partecipare, per ringraziare, sì, perché per me a fine carriera, con tante cose che dispiacciono, che vedi anche un po' scomparire, leggere il tuo libro, riconoscerli, non nelle cose che materialmente hai potuto fare, ma nella intenzione e nella visione, per me è stato un toccasana e quindi io me ne vado tranquilla perché comunque non mi sento sola, per le persone con cui ho condiviso le cose, ma non mi sento sola in questa speranza, in questa visione, in questa possibilità ancora di essere forse utile in qualche maniera. Per cui grazie a Liberos per averti portata qui proprio in questo posto, grazie a Dolores con cui ho condiviso tante cose belle e anche tante cose meno belle. Buona vita. Grazie. Dov'è? Francesca, vieni qua. Hai aperto, devi anche chiudere. Diamo un senso alla mia presenza. È fondamentale. No, mi unisco ai ringraziamenti, chiaramente a Luciana Muro intanto per aver scritto il libro, poi per aver accettato il nostro invito a presentarlo. Grazie Dolores e grazie a tutti voi.